Benvenuti in diretta da Mezzo Lombardo. Sesta giornata di ritorno del campionato Under 15 Eccellenza a sfidarci questo pomeriggio Rotaliana Basket contro Petrarca Padova. Qui con me al mio fianco al commento tecnico Gianfranco Anfora. Buonasera a tutti. Tutto pronto per la palla 2. Allora, andiamo a vedere il quintetto di Padova, che dovrebbe essere Apostoli, Tommasi, col numero 10 Muneratti, poi col numero, non leggo gli altri numeri, dammi una mano Gian, 51 Pertile Giovanni e il numero 13 Gobbo. Mentre per Rotaliana Basket li lascio dire a Gianfranco. Allora abbiamo in campo Carli, Ziller, Dal Monego, poi abbiamo Cela, Leonardo Torrisi col 93. Ricordiamo Gianfranco, coach della DR3 di Rotaliana Basket, che sta disputando un ottimo campionato. Intanto si inizia, Apostoli imposta subito per Padova, va subito a cercare l'appoggio al ferro, non trova al fondo della retina, riparte Rotaliana, si inciampa Ziller, ma recupera da Alto in un po' di confusione e infrazione, no, riescono clamorosamente a salvare l'infrazione di campo e poi trovano una tripla con Gobbo. Un po' miracolosa l'azione di Petrarca in questo frangente, che ha salvato 2 volte l'infrazione di campo. Intanto Dal Monego con la sua azione tipica va a portare a 2 i punti di Rotaliana. Apostoli imposta per Padova, sarà un fattore. Numero 10 Torrisi intanto dall'altra parte perde la maniglia, gli sfugge la palla, si riparte dal fondo per Padova. Inizia un po' confusionario, Gian, o sbaglio? grande ritmo e anche qualche errori, forse un po' di la velocità. C'è tanta voglia. Qualche errore gratuito, fortuna. Palla Rotaliana. C'è tanta voglia, infatti si forzano un po' magari qualche scelta e abbiamo visto Apostoli, che ricordiamo è sesto nella classifica carabinieri del torneo, non un cliente facile probabilmente questa sera, tanto vede uno spazio Carli ma sbaglia l'appoggio, intanto un altro appoggio sbagliato di Apostoli per la corrente Gobbo, che non riesce a controllare il pallone, finisce sul fondo, riparte Cela, va a vedere Dal Monego. 2 perse abbastanza banali per Padova, direi. Cercano di forzare il controllo della transizione, ma finora senza successo. Intanto la spara da 3 Torrisi. Stoppata di Dalton nel frattempo su Apostoli, che ha più voglia di andare a prendere la palla e la trova. Bella giocata c'è la Carli, che portano a 7 i punti di Rotaliana. Era un po' che non si vedeva un avvio così deciso dei ragazzi di Magnocavallo e Davoglio. Direi buona la partenza. Concentrati, buona difesa. Ci hanno graziato con qualche pezza. Sì, però anche forzato la difesa, quindi anche parole forti durante il time out. Ma se posso, quando il campo lo permette di sentire cosa dicono i coach, tutte le squadre sono abbastanza
decisi, diciamo, gli allenatori anche su risultati acquisiti non sono contenti di atteggiamenti. Giusto. Sono giocatori in crescita, Sì, continuano a allenarli anche quando il risultato magari è più 30, gli richiedono sempre una concentrazione massima, un gioco efficace sia in attacco che in difesa, ma soprattutto la difesa. Tutti vogliono che la difesa sia fatta come deve essere fatta. Quello che abbiamo sentito qui da lontano erano appunto consigli per la difesa. Intanto vado ad aggiornare la grafica che mi sono un attimo distratto sull'entusiasmo dell'inizio partita. 7-3 il risultato, 7:50 da giocare nel primo quarto. Rotaliana più 4 in virtù anche di un 100% al tiro. Intanto Apostoli, sempre lui che imposta per Petrarca, trova dentro Minerati che non controlla, poi Carli, Torrisi la ridà a Tommasi, ovviamente non volontariamente, e trova al fondo della retina, porta 5 i punti di Padova. Torrisi si gira, non concretizza in questa frangente, poi Gobbo fuori per Tommasi che ne mette il numero 20 che ne mette 4 in fila, impattando la partita 7-7. È una squadra che è strutturata fisicamente, quindi come spesso avviene, soffriamo i rimbalzi. Una piccola spinta su Dalmonico che perde la palla, poi fa girare, torna in mano Apostoli che la prova da 3. Questa volta Tommasi invece non riesce a controllarla e prova a mettere qualche centimetro sotto le plance Magno Cavallo, un buon ribalzista Alessandro De Pretto. Vediamo se si farà valere anche in questa occasione, reduce dalla School Cup De Pretto con la sua scuola, il liceo delle arti. Intanto Dalmonico riceve da Carli, Dalmonico per Stiller che la riceve dal Dalmonico, la va di prendere, la spara da 3, un filo corta, spara un missile per Tile, troppo forte per essere controllato dal suo compagno. Come la vedi, Gian? Gli avversari continuano ad avere posizioni in transizione, poi facciamo giocare abbastanza bene la palla, anche controllo, no, però va bene così, questo è un atteggiamento. Intanto riparte Rotaliana, c'è la prova lui ad andare dentro. Viene spinto a detta di Cela, viene fischiato fallo e passi, infrazione di passi, invece purtroppo un compagno non sono arrivati abbastanza velocemente a ricevere quel pallone e ha fatto quello che poteva sulla pressione avversaria. Intanto trova il netto Numerati, la tipica infrazione di passi in partenza di Gobbo. È un must questo, un po' in tutte le categorie, succede anche ogni tanto anche in Serie A, di mettere prima il piede del palleggio, intanto esce dal Monaco, entra Graziola, scusate, la va a ricevere Stiller, Carli se la vede con Apostoli, lo punta, prova ad andare dentro, lo prova a stoppare, non tocca la palla, però sbaglia Carli l'appoggio al ferro sulla pressione di Apostoli. Qua De Pretto lo ferma con le cattive in questa occasione. Sì, in questi casi è meglio star fermi e cercare di prendere lo sfondamento. Sì, ovviamente non se l'è trovato addosso, essendo in movimento l'arbitro non ha potuto far altro che fischiare fallo, ma Però ormai abbiamo visto come gioca. sì, diciamo che Apostoli prova l'incursione, cioè lui vuole o spara un missile a un compagno, gli piace trovare un assist abbastanza complicato anche ogni tanto, infatti ha fatto qualche persa, poi uno o due volte dato avversario,
Gli piace giocare un po' difficile anche. Neanche le capacità, credo. Intanto sbaglia il primo, mette a segno il secondo. Pronto ad entrare in campo Nuresi al posto di Andrea Cela. Partita sostanzialmente molto corretta finora. Non ci sono stati episodi, ma neanche falli. Tanto Siller prova ad andare dentro, prende il centro dell'area, la cede a Carli che circumnaviga l'area avversaria, poi Apostoli gliela tocca, gliela ruba, la cede a Munerati che ne appoggia 2. Dal time out scorso non abbiamo più segnato. Intanto time out per Rotaliana. Alla terza abbastanza sanguinosa, chiaramente, perché è pescato subito. Ha le mani veloci, Apostoli. Sta mettendo in difficoltà Carli sul palleggio. Sì, sono molto chiusi in difesa, dovremmo cercare di aprire la scatola con qualche altro tiro da fuori. Forse non forzare troppo il palleggio 1 contro 1, provare a un dai e vai, farla girare un po' più velocemente, potrebbe essere una soluzione al problema. Intanto 17, 5-22 da giocare, solo un fallo sanzionato ad oggi, quello di De Pretto su Apostoli. Gli arbitri invitano le panchine a entrare in campo. Si ripartirà dal fondo dopo il... La rimessa Stiller per Graziola che imposta, viene Carli a prenderla, la cede a Graziola, prova ad andare dentro lui e si appoggia al tabellone, trova un bel canestro Davide Graziola, impressione adesso Nuresi su Pertile Enrico, mette la mano a De Pretto, non fa concludere lo scambio fra Pertile Enrico e Pertile Giovanni. Cercavano sull'asse Pertile e Petrarca, bel taglio di Munerati, ben pescato da Apostoli. Carli prova a superare Apostoli di velocità, poi viene stoppato da Pertile Giovanni e riparte Apostoli. Spara da 3, rischia il fallo dal De Pretto. Nuresi, Stiller, dalla media risponde Graziola, fa girare la palla a Padova, mette in difficoltà Stiller, poi Apostoli prova ad andare dentro, viene fischiato fallo da parte di De Pretto, no, scusa, da parte di Graziola. Effettivamente De Pretto era davanti, quasi fuori dall'azione. Dobbiamo tenere un po' meglio questo primo palleggio sulla passione, altrimenti è difficile poi aiutare il primo attacco, appunto, del tiro anche della media, della distanza fondamentale. Apostoli intanto va a mettere il primo libero. Elisa anche il secondo, 3 su 4 finora per lui, ha tirato liberi solo lui.
in questa partita. Cambi per Padova, entra il numero 15 Paccagnella, spero si dica così, ma non vedo altre modalità. Riparte Rotaliana, Nuresi, Stiller. Bel taglio, prende anche la manata, Nuresi si lamenta, De Preto ricicla il possesso per Carli, arriva a prendere la Graziola, mancano 5 secondi, Graziola prova dopo aver preso una panciata non sanzionata, si mette il corpo De Preto su Pertile, canestro e fallo ora. Non ho visto la segnalazione, ma forse era difficile di farlo. Un attimo distratto, io non l'ho visto. Peccato perché sta andando, bisogna un attimo arginare il punteggio che sta pian pianino scivolando. 3:28 da giocare al primo quarto. De Preto, Stiller prova ad andare dentro, Nuresi da 3, un po' corta, lotta De Preto, ma riparte Padova con Pertile, si inciampa, non ravvisato il fallo. Graziola, Carli, Stiller non trova il canestro, Stiller dal centro, tanto siamo già dall'altra parte. Graziola spende un fallo sul numero 34 Goncalves, lievita, dovrà guadagnarsi 2 punti in lunetta, intanto va in bonus Rotaliana. Torna dal Monego, fa il suo esordio anche Luca Perentaler. Soliti consigli del coach al ragazzo di Padova: respira prima del libero, era in apnea, gambe, va tutto bene. (11:18). Vediamo se avrà respirato anche sul secondo. Ha respirato, ma non entra. Tira giù il rimbalzone Stiller, imposta per Entaler, si fa vedere Carli e poi la butta un po' via. Riparte Pertile con Calves. Pertile accentua sempre il contatto, una cosa che amo personalmente. Sbaglia il tap-in dal Monego, prova a spingere, non si fa intimorire. De Preto prova a tirare giù il rimbalzo, riparte Padova con Munerati, con Calves, va dentro Paccagnella, sbaglia l'appoggio, Stiller spinge dal Monego, ragiona Stiller dal Monego, si chiude intanto Padova, per Entaler solo soletto, la spara lui, non va e si riparte, non ci sto neanche dietro col fiato. Pertile va dentro, subisce fallo. Non ho visto chi ha commesso fallo. Vediamo se verrà sul 2 o l'1. Non vedo la segnalazione del tavolo, forse non l'ha ancora fatta. Si può giocare, niente segnalazione del numero dei falli, ma o 1 o 2, perché Rotaliana ha fatto 5 falli, non è che ne ha fatti 50.
Intanto Pertile Enrico sta allargando il divario fra le due formazioni. Arriva a 19 Padova contro 11, sbaglia il secondo, c'è la tira di ribasso, subisce fallo. Il primo fallo subito da Rotaliana lo subisce Andrea Cela. Sì, però uno potete anche farlo tranquillamente, mancano 1 minuto e 36. Direi che possono spendere qualche fallo anche loro, anche Padova. Fino adesso non è che non gliel'hanno fischiati, non li hanno proprio spesi. Torrisi, Cela, po' sfortunato, tira giù il rimbalzo, Lotto, riparte come un missile Paccagnella, Pertile, virata, prova a appoggiarla, esce dall'altra, Carli tira giù il rimbalzo, la cede a Perentaler, per Torrisi, Carli, Cela, Torrisi, non trova il fondo della retina, sul rimbalzo pasticcia un attimo con Calves, rimessa Rotaliana, 11-19, 45 secondi da giocare, Gian, primo quarto. Una lunga fase di meno realizzativa. Abbiamo alternato qualche conclusione, anche qualche buon tiro, purtroppo non è andato a segno. Si riparte sempre con Perentaler per Cela, non riesce a trovare il pertugio giusto, si prova dal Monego, viene a prendere la Perentaler, Cela, manca poco allo scadere dei 24, deve tirare, tira, non prende il ferro. Bella difesa di Padova che ha portato fino in fondo Rotaliana. 11-19, 29 secondi sul cronometro. Dal Monego prova la rapina, non gli riesce. Pertile arriva fino quasi al ferro, poi viene sparata la strada, tanto gira la palla, Lotto prende il centro. Canestro e fallo per Lotto. Esulta Padova. Siamo già a più 10. Bisognava forse in questo primo quarto cercare di restare più attaccati nel punteggio. Vai lunetta Lotto per il libero aggiuntivo. Vediamo se concretizzerà il gioco da 3. Indicazioni del coach di Padova. Non capivo con chi stesse parlando. Libero eseguito in maniera perfetta. Torrisi, Cela. Non c'è nessuno in area. La prova Perentaler, cortissima. E poi il tiro della disperazione non trova il jolly nel mazzo questa volta. Ottimo tempo, ottimo primo quarto di Padova. Non possiamo dire lo stesso di Rotaliana? Eravamo partiti bene, poi sì, c'è stato un crollo, c'è una fatta in difesa. In difesa soprattutto per il fatto appunto che spesso abbiamo forzato dei tiri, quindi abbiamo subito dei contropiedi, campo aperto. E poi abbiamo sbagliato anche delle conclusioni con la nostra portata. Quindi purtroppo è andata così, ma c'è ancora margine per recuperare. Sì, era partita bene la partita con un buon atteggiamento, poi diciamo che non riesco a capire se erano meriti nostri o demeriti loro. Credo una concomitanza di colpe e pregi. Poi loro mi sembra che hanno aggiustato molto bene il tiro, hanno iniziato a non perdere più palloni perché nel primo minuto ne hanno persi 3 o 4, non ne hanno più persi e il risultato insomma si è incanalato verso
le maglie bianche di Padova. Vediamo se Rotaliana riuscirà a reagire in questo secondo quarto. D'altronde non è facile giocare contro queste squadre, Padova oggi in particolare, perché hanno comunque sempre una superiorità fisica, quindi rimbalzi, su questo comunque subiamo uno sconto, quindi servono delle partite perfette per giocare. Sì, certo, però sono sempre ragazzi di 14-15 anni, come i nostri. Sicuramente qualche fisico importante c'è, forse sembra che loro lo vogliono tanto il risultato, tutti dall'ultimo in panchina al cannoniere. Si vede che hanno una gran motivazione, sicuramente non vogliono venire al mezzo lombardo e non andare via con una vittoria a questo punto del campionato. Credo che tutte le squadre che incontrano Rotaliana abbiano... Non so Filippo quanti punti ha in classifica Padova dovrebbe avere 7 vittorie, se non vado errato. Poi calcola che fra 9 e 5 ci sono dentro quasi tutte le squadre, o 10, fai che ce n'è una 10, una 11, Scalise la 11 mi pare. Sicuramente lasciare punti a mezzo lombardo per una squadra in questo punto del campionato, non per dire che mezzo lombardo Rotaliana sia da meno degli altri, però per una che lotta lì a metà classifica. Bella azione di Carli intanto che suona la carica i suoi 13-22, porta sotto la doppia cifra di svantaggio. No, dicevo, sicuramente vogliono far punteggio pieno. Tiene bene il perno Gabaldo, poi la cede a Pacagnello, tira giù il rimbalzo Goncalves, infiamma la sua panchina con questo canestro. Imposta intanto Carli per Cela che prova da 3, un filo corta, il ferro gliela sputa, Pertile la prende, la cede a Lotto. Consiglio per un tiro facile, vai a schiacciare. Il coach prova a motivare il suo giocatore Lotto, che sicuramente ha un fisico importante. Se non schiaccia la sta stagione sarà la prossima. Prova a infilarsi dal Monego, Pertile, flotterino, sputato dal ferro, spinge Cela, deve andare dentro dritto per dritto, prendersi il fallo e il canestro, così Cela. Ecco, questo dobbiamo fare. Sì, perché ogni tanto quando siamo 1 contro 1, 2 contro 1, ci giriamo e la giriamo dietro. Lì bisogna andare dentro dritti, prendere quello che viene, che sia un fallo, un fondamento, un canestro, bisogna portare a casa quello che c'è. Non siamo così alti, però sulla velocità non siamo secondo nessuno, quindi bisogna aspettare. Si riparte spumeggianti da entrambi i lati. 15-24, 8-38, c'è la lunetta per il primo libero di Rotaliana. Lo realizza Andrea Cela. Dal Monego, pressa alto. Probabilmente il coach ha chiesto uno sforzo ai suoi ragazzi, un pressing un po' più cattivo. Virata. Poi sull'appoggio per Gabaldo, le 4 mani di Rotaliana hanno generato la persa. Rimette a posto lì Petrarca per dare incisività in attacco probabilmente. Dal Monego Nuresi va dentro, bella azione di Matteo Nuresi. Dal Monego un
un paio di colpi di prestigio da parte di Dal Monaco e Torrisi, che guadagnano una rimessa laterale. Buon atteggiamento questo. Cela viene stoppato da Lotto, siete un bel po' di centimetri, ma non dobbiamo certo scoraggiarci per queste giocate. Intanto Nuresi suona la carica, Mattiangelo Nuresi, 5 in fila. Rotaliana rediviva, porta a 3 il distacco. Carli pressa su Gabaldo che lo porta a sbagliare l'appoggio. Intanto Nuresi, in un momento prime della partita, Cela, Torrisi, Nuresi, sta per scadere il tempo, si distanzia, la spara, prende il ferro. Apostoli prova a ripartire, bisogna tenerlo perché sennò va fino al ferro. Dopo si riprende il suo rimbalzo indisturbato e lo appoggia al canestro. Carli, Torrisi, Dal Monaco, da dentro imposta Carli che cerca qualcuno, non arriva nessuno. Si gira, fa un ricciolo sul ferro e segna 2 punti per Rotaliana. Intanto Apostoli va giù, gli dicono di no, in qualche maniera bisogna fermarlo. Io sono d'accordo con tutti i team, anche se diciamo che non è uno che ne lascia sul ferro, tanti punti dai liberi, però intanto deve fare 2 tiri invece che uno. E ogni volta che arriva giù prende una manata, psicologicamente diventa un po' più difficile andare dentro, no Gian? Sì, esatto. Comunque continuiamo a fare lo stesso errore, piccolo errore. Perdiamo una frazione di secondo dopo il nostro attacco, sia se canestro realizzato, sbagliato. Il secondo lasciato lì permette agli avversari di... È un tempo di gioco che concediamo in partenza e è un vantaggio non differente. Perché con il numero 24 Apostoli che è abbastanza veloce e quando vede il canestro lo attacca abbastanza decisamente. Sbaglia il primo e mette il secondo, intanto è un fallo che vale un punto, diciamo. 27-23, abbiamo ancora una bella partita da vedere qua a Lombardo. Filler deve andare dentro, Cela, non una grande sedata balistica per Andrea Cela. Apostoli, infatti mi sembrava che stesse un po' pallettando, si lamenta un po' di un tocco da dietro, forse sulla mano. Succede. Quando c'è quelle tornare, 2 manate arrivano sempre, anche sulle braccia. Succede a tutti, è così che va al mondo. Intanto Nuresi se la vede con Gobbo, la cede a Carli, che pensa di puntare Gabaldo, gli sfugge la maniglia, Cela fa segno con la gamba, esce Carli, entra De Pretto, da qua ovviamente non siamo riusciti a vedere, sembrava difficile che avesse toccato la gamba francamente. Intanto imposta Padova e la tocca Tiller a Saidu, poi Gabaldo si gira bene, Torrisi e si Graziola, Cela si ferma, voleva andare a canestro, poi ha visto che il muro era un po' troppo alto. Nuresi trova uno spazio, in qualche maniera riesce a scaricare, si lamenta un po' di un tocco non ortodosso.
stilisticamente non bellissimo per stile, diciamo, però efficace. Forse un passo di troppo da parte di Gabaldo, ma riesce a scaricare sul numero 13 Gobbo, che pesca il jolly. Il ferro gli è amico e riporta a più 9 Padova. Non ci voleva questa... Anche perché diciamo che... Dai, non era proprio un tiro apertissimo. Ha preso il tabellone, Ferro ha dovuto scondare tutti i santi per farla entrare, ma fatto sta che è entrata. Ovviamente ci vuole anche un pizzichino di fortuna. E questa volta la fortuna gli ha dato ragione. Insieme a un po' di bravura. Il tiro è uscito dalle sue mani in maniera corretta ed efficace. Comunque, prima frazione di quarto divertente, molto positiva per noi. Positiva, diciamo. Sì, positiva. Per scelte. Qualche piccolo problema nell'aggiornamento del punteggio, adesso dovremmo esserci 23-32. Intanto torna in campo Rotaliana con Dalmonego, Frenes, De Pretto, Cela e Filler. Dovrebbe accendersi un po' Dalmonego, secondo me. Farne una striscetta, il vecchio d'Alto. Vediamo se Frenes potrà incidere come ha fatto altre volte. Filler prova ad andare dentro, gli rimbalza. Fallo del numero 13. Ho visto solo il 3. Vabbè, poco importa chi ha commesso il fallo, si riparte dal lato. Cela, vede uno spazietto. Gli abbiamo preso il tempo. È riuscito però con le manone per Tile Giovanni a toccare la palla a Cela, che si lamentava per un tocco non, a suo modo di vedere, non regolamentare, non è di così di stesso avviso l'arbitro. Dopo Apostoli prova a tenerlo Frenes, buona difesa di Frenes, poi Pertile perde palla, Cela, Ziller spinge lui, Dalmonego da 3, non è fortunato come in precedenza il suo avversario. Frenes, Cela, deve sempre vedere con Pertile, Dalmonego prova lui, a momenti ci fa una magata De Pretto, scadono i 24. 23-32. Apostoli riesce a sgusciare in qualche maniera. Pertile, De Pretto lo cancella. Gli mette la manona alle De Pretto senza paura. Cambio Rotaliana, fuori Cela, dentro Carri. 3 minuti e 53 da giocare. Palla per Padova dopo la stoppata. Filler la colpisce col piede. Forse anche Apostoli a questo punto. E solo che Apostoli l'ha controllata, quindi l'ha sfiorata involontariamente. Quindi l'infrazione è stata data al giocatore di Padova. Buona pesta questa di Padova, buona per noi, non per loro ovviamente. Fallo del numero 24, non se ne capacita, seconda fischiata che non... Ma mi sa che si lamenta un po'. Si parte dal fondo.
Non sarebbe male caricare un qualche palletto il leader di Padova. Bene prendersi la Prenes, aveva già pensato al tiro da 3, ma poi prova ad andare dentro, la scarica fuori per Carli. Lo stoppa Gobbo, riparte Apostoli, finta, bel canestro. Esecuzione abbastanza veloce di Apostoli in questa... Stiller, De Pretto, Stiller ancora, fa una virata, corto sul ferro, buono Stiller, intanto dall'altra parte, sul disturbo Gobbo sbaglia l'appoggio, comunque avere uno addosso è sempre un problema anche quando i tiri sono facili, sembra di no. Carli, bella giocata, anticipa il tiro e porta di nuovo a -9 Rotaliana. Bella apertura su Gobbo che la spara da 3, il ferro gli dice di no sul disturbo di Carli, tira giù il rimbalzo Stiller, Prenes la prende, Gobbo prova a portargliela via, Carli, Stiller, Prenes, la può sparare lui, schizza il ferro, ma De Pretto lotta, la porta a Carli, Carli prova ad andare dentro, si gira, e spara un'altra, mi sembrava anche un falletto, già. Mi sembrava la manina, intanto Apostoli veramente è esplosivo in partenza, però vuole lui andare a canestro, sono in tanti, è un grillo, arriva su tutte le palle. Stiller gli dà una spallata, prova a portarla fuori, Dalton, super pile, Gobbo, Stiller adesso lui non fa la carro e ha causato l'infrazione di passi da parte di Gobbo, diciamo che era un'azione che se faceva un canestro ti rubava il morale, dopo tutte i tocchi di mano, di palla, salti e tirli. C'è stato di tutto, non meritava l'italiano, intanto mica la messa Padova, prova Stiller e dal Monego si infila fra due di Padova, poi la cede a Prenes, vuole andare lui, si arresta, prova a tirare, ferro, cela, dal Monego, non riesce a subire il fallo di Apostoli che era lì. Carli gli resta un po' in canna il tiro sul Torrisi, dice non te ne andrai senza di me, lo abbraccia, ma da un punto di vista non è stato neanche un brutto fallo, se posso, perché sennò meglio giocare la difesa schierata, manca 1 minuto e 08, Rotaliana ha fatto 2 falli, mentre Padova 3. Direi che l'ha scusa molto bene Torrisi. Prova un pressing alto Magnacavallo. Provano dal Monego i 2 bomber delle 2 squadre. Anticipa Torrisi, spingi Leo, la dacela, la ridà Torrisi, che la appoggia morbida, un filo corta, peccato, riparte Apostoli, che si prende il fallo, l'ha aspettato, di mestiere questo Apostoli, voleva canestro e fallo, ma sbaglia l'appoggio e dovrà andare in lunetta a prendersi i 2 punti, lui ne voleva 3. Sbaglia il primo, non se ne capacita dall'atteggiamento del corpo, diciamo non è possibile. Vediamo se il secondo sbaglia su 2 questo tiro in meta, tira giù il rimbalzo Torrisi, la chiude a cella dal Monego, bel taglio di Prenes che gli mettono un po' di mani, poi riparte Vulnerati,
torna disperati i ragazzi di Rotaliana, forse si poteva prendere un falletto, non so in quale punto del campo, però 17 sul cronometro, 27-36, palla in mano Rotaliana, ma bisogna far canestro già. In qualche maniera, da 1, da 2, da 3, da 4, un canestro bisogna fare. Magari allo scadere, senza dare ulteriori chance agli avversari. Però possiamo spendere anche un fallo, quindi sarebbe importante. La prende Carri, Torrisi, il ferro gliela sputa lontana, a posto che la prende, Leo gliela tocca, 7 secondi sul cronometro. Time out di Magnacavallo, la palla è di Petrarca, giusto? Vorrà disegnare una difesa? Sì, consigliare Enzo ai ragazzi di sprecare un fallo se c'è bisogno. Ma prescindere, una manata gliela darei. Bella sì, sportivo. 27-36, 7 secondi. Però così facendo Magnacavallo, è vero che lui disegna la difesa, però dà modo al coach avversario di disegnare in attacco. Sì, è vero. Sono sempre pro e contro in queste cose. Staremo a vedere cosa ne esce fuori, dopo i ragazzi faranno tutto il contrario di tutto, di quello che viene disegnato dai loro coach. Quando dice non fare fallo, fanno fallo. E quelle cose lì simpatiche che fanno imbestialire i coach in panchina. Non so se hai visto Gian nella partita dei Clippers, la rimessa con la palla rotolata, che ha fatto rimessa facendo rotolare la palla fino al centrocampo, ma il compagno invece che prenderla gli ha detto a quello che ha fatto la rimessa prendila tu, e quindi si è autofatto rimessa in NBA. Era una simpatica descrizione sulla giornata tipo di questo episodio. Dal Monego fallo Frenez, a palla lontana su Muneratti, credo. Viene lasciato solo Apostoli e spara, niente di fatto. Finisce così il primo tempo di questa divertente partita qui a Mezzolombardo. Noi ci prendiamo una pausa. 1, 2, 3, Rotaliana! Stasera si gioca, il palazzetto è già pieno. Senti i tamburi, nero e arancio il veleno. Dalle tribune il tifo sale, non si molla un secondo. Stringi la maglia, stasera si conquista il mondo. Mezzo lombardo fa rumore, senti come batte. Siamo una squadra, una famiglia, 100 mani che combatte. Dai più piccoli ai grandi, tutti qua per lo stesso motivo. Quando entriamo in campo il pubblico è già in delirio. Stasera c'è il delirio, Rovioli, servono i palazzetti grandi della città. Qua sotto canestro si lotta con dignità. Sudore sulla fronte, grinta nei muscoli. Comunque vada, stasera saremo noi gli eroi. Guarda sugli spalti, genitori e nonni in piedi. I bambini urlano, ci credono. Tu ci credi, questa maglia pesa, orgoglio di chi c'era prima. Da mezzo lombardo fino in cima, sempre in cima. Stasera c'è il delirio.
Stasera c'è il delirio, Rotaliana, le sha-la-la-la-la-la. Senti i cori sha-la-la, nero arancio nel cuore, sempre qua si sta. 1, 2, 3, Rotaliana, Uno, due, tre, Rotaliana. Uno, due, tre, Rotaliana. Stasera si gioca, il palazzetto è già pieno. Senti i tamburi, nero e arancio il veleno. Dalle tribune il tifo sale, non si molla un secondo. Stringi la maglia, stasera si conquista il mondo. Mezzo lombardo fa rumore, senti come batte. Siamo una squadra, una famiglia, 100 mani che combatte. Dai più piccoli ai grandi, tutti qua per lo stesso motivo. Quando entriamo in campo il pubblico è già in delirio. Stasera c'è il delirio, Rotaliana, sha-la-la-la-la. Senti i cori sha-la-la, nero arancio nel cuore, sempre qua si sta. 1, 2, 3, Rotaliana. Non servono i palazzetti grandi della città. Qua sotto canestro si lotta con dignità. Sudore sulla fronte, grinta nei muscoli. Comunque vada, stasera saremo noi gli eroi. Guarda sugli spalti, genitori e nonni in piedi. I bambini urlano, ci credono. Tu ci credi? Questa maglia pesa, orgoglio di chi c'era prima. Da mezzo lombardo fino in cima, sempre in cima. Stasera c'è il delirio, Rotaliana, sha-la-la-la-la. Senti i cori sha-la-la, nero arancio nel cuore, sempre qua si sta. 1, 2, 3, Rotaliana. E per quanto siamo piccoli, il cuore è da giganti. Portiamo questi colori avanti, sempre avanti. Stasera c'è il delirio, Rotaliana, sha-la-la-la-la-la. Senti i cori sha-la-la, nero arancio nel cuore, sempre qua si sta. 1, 2, 3, Rotaliana. Uno, due, tre, Rotaliana. Uno, due, tre, Rotaliana. Stasera si gioca, il palazzetto è già pieno. Senti i tamburi, nero e arancio il veleno. Dalle tribune il tifo sale, non si molla un secondo. Stringi la maglia, stasera si conquista il mondo. Mezzo lombardo fa rumore, senti come batte. Siamo una squadra, una famiglia, 100 mani che combatte. Dai più piccoli ai grandi, tutti qua per lo stesso motivo. Quando entriamo in campo il pubblico è già in delirio. Stasera c'è il delirio, Rotaliana, sha-la-la-la-la. Senti i cori sha-la-la, nero arancio nel cuore, sempre qua si sta. 1, 2, 3, Rotaliana. Non servono i palazzetti grandi della città. Qua sotto canestro si lotta con dignità. Sudore sulla fronte, grinta nei muscoli. Comunque vada, stasera saremo noi gli eroi. Guarda sugli spalti, genitori e nonni in piedi. I bambini urlano, ci credono. Tu ci credi? Questa maglia pesa, orgoglio di chi c'era prima. Da mezzo lombardo fino in cima, sempre in cima. Stasera c'è il delirio, Rotaliana, sha-la-la-la-la. Senti i cori sha-la-la, nero arancio nel cuore, sempre qua si sta. 1, 2, 3, Rotaliana.
quanto siamo piccoli, il cuore da giganti. Portiamo questi colori avanti, sempre avanti. Stasera c'è il delirio, Rotaliana. Stasera si gioca, il palazzetto è già pieno. Senti i tamburi, nero e arancio il veleno. Dalle tribune il tifo sale, non si molla un secondo. Stringi la maglia, stasera si conquista il mondo. Mezzo lombardo fa rumore, senti come batte. Siamo una squadra, una famiglia, 100 mani che combatte. Dai più piccoli ai grandi, tutti qua per lo stesso motivo. Quando entriamo in campo il pubblico è già in delirio. Stasera c'è il delirio. Servono i palazzetti grandi della città. Qua sotto canestro si lotta con dignità. Tutto pronto per la ripresa del gioco. Allora, si riparte dal 27-36 dei primi due quarti, Gian. Che partita assisteremo? Una partita ancora non in equilibrio, ma comunque che si può giocare. Secondo me la chiave è cercare di ridurre il più possibile i canestri presi sul loro contropiede. Loro hanno la tattica di far partire immediatamente un giocatore veloce, senza palla, dopo un nostro disco, possibile che si segni e si sbagli. Sempre un giocatore che parte come si deve. Dobbiamo saperlo, dobbiamo evitare quella situazione. Per evitare canestri. Bene, riparte con Tommasi, Pertile, Apostoli e l'altro Pertile Enrico, mentre Rotaliana parte con Carli Dal Monego, Cella, Torrisi, Nuresi. Palla per Padova che attacca da destra verso sinistra in maglia bianca, mentre Rotaliana da sinistra verso destra in maglia nero-arancione. Si fa spazio Apostoli. Tommasi tira giù il rimbalzo Torrisi, che con calma olimpica, visto il periodo, esce dalla zona calda. Carli da deve vedere quello Pertile, Dal Monego, Nuresi, spara da tre Torrisi, non trova il canestro. Pertile, uno scontro fra due ragazzi della Rotaliana. Riparte Dal Monego, occhio. Carli disturbato da Pertile da Munerati. Un po' confuso lì, rientro in campo. Come prima, però appunto con questa rapidità dobbiamo leggere meglio. È facile sempre dall'alto trovare il grimaldello per le partite. Bella giocata di Tommasi che la prende sotto, si rammarica per i 2 punti subiti
più convinta Padova in questo ingresso in campo, quantomeno a canestri fatti. Tela. Apostoli salta e nel discesa riesce la stoppata. Ha un bel galleggiamento anche Apostoli, se posso, nel salto. Tela pensa un attimo al tiro da 3, poi viene chiuso. Gli muore in mano la palla. Non mi sono accorto neanch'io da qua, francamente. È sfuggito un po' perché c'è stata un'interruzione, ci siamo accorti che c'era ancora poco sul cronometro. Pertile spinge forte, la idea fa 25 finte Apostoli e poi la scarica fuori. Ma il compagno era 2 passi più avanti, in questo caso Pertile Enrico. Non credo siano gemelli. Tela, Nuresi. C'è un mismatch. Stiller non riesce, bel taglio ma non trova il canestro, poi va a tamponare su Apostoli che la cede a Tommasi, prova la stoppata a Carli, non riesce, Tommasi ne appoggia altri 2. 6 punti a 0 in questo terzo quarto. Graziola va dentro, Apostoli della rapina. Canestro e fallo di Tommasi, bisogna fare qualcosa. Sì, non dovrebbe valere essere alti e veloci. Dovrebbe essere vietato. Uno che è alto dovrebbe essere lento, uno che è piccolo dovrebbe essere veloce. In qualche modo il 28 e l'8 di Rotaliana, c'è la Carli, tirano sul rimbalzo. Il Nuresi, Carli, Tella non ha seguito Carli. Questa volta hanno un po' esagerato, erano in 2. Adesso vediamo a chi viene attribuito il fallo. Al numero 51 Pertile Giovanni. Andrà in lunetta con 2 liberi Carli. Spiegano la chiamata al coach. Carli cortissimo il primo. Vediamo col secondo. Mentre il secondo sblocca il risultato in questo terzo quarto. Ancora 0 canestri dal campo. Pertile per Pertile. Prova ad andare dentro, scarica da Apostoli, pesta la linea, fa un cross, chiude un tiro, di arrivare nelle mani a Pertile che gli aveva dato la palla ad Apostoli. E sì, non era proprio, era un cross che un rimbalzo già. Carli scarica su Cela, anche Cela in questo caso era un passo avanti, Carli gli ha data 2 passi indietro, persa di Rotaliana, peccato. Torna De Pretto, fuori Nuresi. Stiller viene a mancare uno dei tanti Pertile in campo. Sembra di giocare contro la Grecia degli Antetokounmpo. Carli prova la stoppata, commette fallo. Tommasi non riesce a trovare il fondo della retina, esce Graziola, intanto entra dal Munico. Andrà in lunetta a farsi un tiro di liberi. Intanto siamo 28-46. Viene sfuggito un canestro di Padova. Sta andando via, sta andando via. 18 di disposizione. Diciamo grandissima difficoltà a trovare il canestro.
Poi sui nostri tiri un po' forzati, un po' improvvisati, sbaglia tutti e due, ma c'è una tonnara, ma la prende sempre Tommasi. D'altronde è alto mezzo metro più degli altri, sarebbe difficile il contrario. E gli viene dato un'altra possibilità. Visto che prima li hai sbagliati, riprova, sarai più fortunato. Vediamo se questa volta aggiusta un pelo il tiro, lo doveva tirare un pelo più corto e realizza Pertile come un falco, l'altro Pertile tutta dal Monego, prova ad andare dentro, gli dà una mano a Stiller, mette i piedi a posto, la spara, taglia fuori di Stiller, ben eseguito, subisce il fallo di Pertile Enrico. Si parte dal lato, vediamo se saprà costruire un buon tiro Rotaliana, a prescindere dal risultato, a giocare, allenarsi, per portare a casa una buona prestazione ormai. Dal Monego, il ferro, Apostoli, aveva un Pertile a destra e un Pertile a sinistra da cui passarla, ha scelto il Pertile Enrico che però succede. 6 minuti e 11, 28-47 dal Monego. Dal Monego si va a complicare la vita in maniera Stiller, la chiede ad Almonego, sta un po' di sfortuna. Cela, però la passa a Pacagnella, Pertile, Pacagnella, prova ad andare dentro, cerca una soluzione difficile e sbaglia la cosa. Stiller per Carli per Stiller, gliela tocca Munerati, messa dal fondo, intanto cambio, esce un Pertile, ringraziamo il coach che così non ci mette in difficoltà, entra il numero 34 Goncalves. Non dico che era meglio Pertile, ma scherziamo. Ci ha messo in difficoltà nel primo tempo quando era entrato Goncalves, anche perché anche lui ha una bella altezza. Dal Monego ci riprova sull'assist di Stiller, finalmente 2 punticini di Dalton dal Monego. Intanto Pertile, ma hanno la fortuna che quando sbagliano il tiro da 3 gli esce un cross per un compagno. Era andato, ce l'aveva in mano. Per il possesso alternato sarà di Rotaliana. Si riparte con Stiller dal lato contro alla rimessa, viene a prendere la Cela che la ridà a Stiller, va dentro, fuori per Carli dalla media, tap! 2 punticini Rotaliana, meno 15, forza ragazzi. Tutti ammucchiati Padova in questa azione. È un abitue il buon Pertile, è un tuttofare ovunque, però ogni tanto ha un eccesso di foga nelle partenze. Cerca di ovviamente cercando di velocizzare al massimo il gioco, succede che qualche volta scappi il piedino prima della palla.
Direi che gli arbitri impeccabili in questa partita la stanno veramente arbitrando in maniera egregia. Carli riesce a tenerla in campo, poi De Preto, il solito Pertile, gli mette la mano una e l'aggancia insieme. Cos'è che hanno fischiato contesa? Sì, un po' veloce come contesa, cioè, in un secondo. Vabbè, dai, peccato. Non sindachiamo, abbiamo visto degli arbitraggi un po' più discutibili, diciamo. Per adesso mi sembra che, a parte la chiamata, che ovviamente la possiamo interpretare in modo diverso, infrazione di passi di Goncalves. Sono sempre increduli i ragazzi di Padova dopo i passi. Hanno una mimica sempre da ma io non ho fatto niente, non ero io. Probabilmente il coach gliela farà pagare queste infrazioni in allenamento dopo. Dovranno fare partenze. Prova a buttarla per aria Carli. Si porta a casa un giro in lunetta. Intanto pronti sul cubo dei cambi Apostoli e Lotto per Fiore e Pertile. Direi che cambiando, che hanno degli ottimi cambi, possono cambiare gli addetti e la somma rimane tale. Lunetta Carli, filo lungo, 32-47. Vediamo il secondo. Sbaglia anche il secondo Carli, 0 su 2 questo tiro, 1 su 4 totale. Fa girare la palla Petrarca. Gobbo, si lavora a Tiller, come dicono i giovani se lo cucina e mette 2 punti. Tiller, se si girava velocemente, sì, e fischiamolo anche in fallo. Va bene la pressione, ma non esageriamo. Esce dal Monaco, entra Frenes. Aggiorniamo il punteggio, 32-49. Sta scorrendo via un po' troppo così, senza dei sussulti significativi. Però il divario è diventato importante. Carli prova l'imbucata, viene fermato in qualche maniera. Torna in lunetta Carli, si tocca il polpaccio. Speriamo niente di grave. Magari solo una botta nella caduta. Mette il primo. Un po' corto il secondo. Parte Petrarca. Droid la tocca, Frenes per un attimo prova a tenere, perde il controllo. Rapina di Tiller. E la chiede a Carli, devono fermarsi. Frenes, io l'avrei sparata perché è stato lui. Tiller, Carli, ma hanno fatto bene a farla girare. C'era un buchetto. Carli la prova da 3. Non prende il ferro, si muore sul fondo. Peccato. 33-49.
bisognerebbe Apostoli con naturalezza la cede. Sfortunato qua Lotto, intanto Cella, siamo già dall'altra parte, trova un bel canestro, un cost to cost di Andrea Cella, intanto Apostoli sta già spingendo dall'altra parte, non si può neanche dire bravo, perché Stiller in maniera troppo irruenta commette fallo, va in bonus Rotaliana. Mancano 2 minuti e 16, si parte dal fondo. Prova a prendere il centro dell'area Lotto, un po' di... non riesco a controllare il pallone a rimbalzo, scivola fuori. Un po' di... Sì, anche qui un po' di distrazione. Vediamo, andrà in lunetta adesso Gobbo. Vediamo se realizza il primo Gobbo. Sbaglia il secondo, ma prende il suo rimbalzo, in qualche maniera la controlla, poi la cede dall'altro lato. Fallo di De Pretto, credo, sul numero 18 Lotto. Vediamo che fallo è De Pretto. Il secondo, pensavo... Intanto chiede spiegazioni all'arbitro, come mai, che molto gentilmente, come dovrebbero fare tutti gli arbitri, gli spiega la chiamata. Lotto mette il libero nel frattempo. Mette anche il secondo. Ne hanno tirati liberi, Petrarca? Sì, direi di sì. Stiller, Carli, Stiller, Prenet, prova ad andare dentro, con caparbietà, trova 2 punti, Apostoli intanto, ma non può essere fallo di Stiller, però, è il numero... forse dell'89, perché Stiller era fermo. Che... io credo a Stiller. Non so, si parlano i ragazzi. Mi sembrava fermo Giulietto Stiller. Infatti per un attimo ho pensato allo sfondamento. Però non so chi l'ha fischiato, quindi... ma non ho visto proteste in campo, quindi... si riparte. Ci ha costato 3 punti intanto questa cosa. Carli trova un bel canestro. Intanto Apostoli Prenes prova a tenerlo, gli va via Stiller. Stiller la cede a Prenes che riparte, è successo un po' di tutto. Cella non se la sente. Carli di sinistro, sfortunato, riparte Apostoli, Cella la intercetta. Siamo già dall'altra parte, ritmi sostenuti. Prenes rimbalza, esce, riparte Apostoli a 100 all'ora. Con un palleggio un po' non ortodosso, la cede a Lotto, un po' lezioso in questa occasione, subisce fallo.
Stiller una mimica, dice ma dai, potevi anche non fischiarlo stavolta. L'arbitro dice devo fischiare quello che vedo. E fu così che l'Otto andò a prendersi 2 liberi a 43 secondi dalla fine del quarto. Purtroppo l'Otto ha anche una bella percentuale ai liberi. Ne prende 2 rimbalzi, poi ne prende uno Cella che lo dà a Prenes. Sbaglia l'appoggio sulla... ha sentito Apostoli che arrivava come un treno in corsa. Con Cade sbaglia, Droid prova a tirare giù il rimbalzo, gli mette la mano l'Otto, poi... Sì, anche in questi casi un po' di tutela dei ragazzi un po' più piccoli. Stiller, Droid... rimbalza su entrambi i ferri ed esce, un po' sfortuna anche ultimamente. (39-58). Un po' sfortunato ultimamente negli ultimi 2 appoggi Rotaliana. Porta a casa un fallo Carli. Farà un giretto in lunetta con 2 secondi e 10 sul cronometro. Pensavo avesse fischiato passi inizialmente. Vediamo. No, pensavo si arrampicasse e poi prendesse la retina, invece è uscita. Nulla di fatto il primo libero. Nulla di fatto anche il secondo. Peccato. Percentuali ai liberi un po' basse per Carli in questa partita. Tanto un po' di sconforto in panchina Rotaliana. Sì, abbastanza equilibrato. È vero che la partita sta sfuggendo di punteggio, ma tutto sommato... Sì. Non bisogna guardare troppo al punteggio in queste partite, ormai il campionato lo sappiamo com'è, le squadre sono tutte super attrezzate, hanno tutti dei giocatori fisici, può succedere che si gioca bene, si porta a casa qualcosa, può succedere che vanno sempre più o meno tutte nella stessa direzione. Bisogna giocare, divertirsi e fare il meglio che si può, poi quello che ne esce. Ovviamente se trovi la giornata al tiro spettacolare, magari la porti anche a casa la partita. Se trovi una giornata normale, invece fatichi. Per l'impegno che ci abbiamo messo, anche per la tecnica, le azioni che abbiamo fatto, qualche punticino in meno di Ilario, non lo meritavamo. Ma c'è tutto un quarto per dimostrare quello che stai dicendo, Gian. Tanto indicazioni dei 2 coach. Se vuoi posso andare a vedere qualche tabellino della partita. Vediamo se l'applicazione funziona. Allora, intanto la Reyer ha clamorosamente perso con Basket Salzano 0-3. Ma scusa, fammi vedere un attimo. Salzano era 11ª in classifica con un record 6-10. È andata a prendersi lo scalpo dalla seconda in classifica, dalla Reyer. Chissà che la settimana prossima non andiamo a Bassano a fare lo scherzetto alla capolista, Gian. Si riparte intanto a mezzo lombardo, ultimo quarto. Rotaliana vuole crederci ancora. Prenes, Carli. C'è la...
sta per scadere il tempo, si gira bene Cela, De Pretto prova a tirare giù il rimbalzo, viene dato, sì, un pelo, serve quel pelo di più. A momenti finisce male perché gli tornano i piedi ad Andrea Cela, per fortuna non è caduto il giocatore di Rotaliana, sarebbe stato un peccato. Vediamo un po' di statistiche, abbiamo in doppia cifra due ragazzi di Petrarca, Gobbo con 11 e Tommasi con 11, mentre per Rotaliana abbiamo Carli a 16, l'unico in doppia cifra. Vediamo se Cela non è proprio la sua partita balistica, l'ho visto molto più realizzare molti più canestri, insomma essere molto più efficace al tiro. Stiller, anche Giulio un po' sfortunato, non ha tentato molte conclusioni, ma poteva andare meglio. Frenes, buon tiro, vabbè, è andata così. Riparte Apostoli, trova un pertugio, va dentro, prende due liberi e si rammarica. Voleva l'end one. Intanto cambi per Riccardo Magnocavallo. Cela discute con l'arbitro, discute, si chiarisce più che discute. Esce adesso Andrea Cela per Nuresi. Nuresi aveva avuto una fiammata, speriamo si riaccenda ai numeri per portare qualche canestro a Rotaliana. Mette il primo, sempre lui, Apostoli. È un po' che non vediamo dei Pertile in campo, sono un po' preoccupato. Sbaglia il secondo, tira giù il rimbalzo Stiller. Stiller con le velleità del play. Carli, secondo ferro, gli sputa il tiro dal mid range. Apostoli ai 400 all'ora, forse troppo. Dal Monego mette tutti d'accordo come di solito fa lui, con due punticini. Sfortunato qua anche Andrea Apostoli, che intanto i due Pertile si siedono sul cubo dei cambi, Giane, ci regaleranno ancora emozioni. Esce Apostoli e Li ho quasi imparati i nomi dei ragazzi. Goncalves pronto a ripartire. Dalton dal Monego, siamo 41-59. Pressano Alto i ragazzi di Padova. Nuresi, Torrisi dal Monego, Stiller, Torrisi vorrebbe, si libera, spara, corta, riparte Pertile, Gobbo, Lotto, prende il centro, spara, subisce fallo. Dal Monego si avvicina dal Monego a chiedere come mai. Lotto porta a 60 i punti di Padova. A 61 rettifichiamo dopo il libero di Lotto. Stiller dal Monego, Stiller
persa. Passaggio un pelo fuori misura, Stiller non è riuscito a controllarlo. 7 minuti da giocare, spinge Pertile, la passa a Pertile, poi Gabaldo in qualche maniera si lamenta di un fallo ma riesce a mantenere il possesso. Esce l'8, entra il numero 42 Saidu. Viene a prenderla Pertile che la dà dentro a Gobbo, si gira, gli tira giù una manaiata. Tecnico a Mattiangelo Nuresi. Io voglio andare a casa, quanto manca? Che coglioni, no? Mancano 7 minuti. No, sono stufo. Sto qua solo perché sennò... Pertile tira il libero del fallo tecnico. E va in lunetta Gobbo per il fallo subito. Bisogna andare a rimbalzo. Canestro buono, ma non c'era canestro buono. Non c'era canestro, Sveglia. Maronna. Devo accorgermene io che non guardo la partita. Parte Gobbo in lunetta per i due liberi. Sbaglia il primo. Realizza il secondo. Cambi per Magnocavallo. Fuori Ziller, dentro Carli. 62-41. 7 minuti da giocare tondi tondi ora. Imposta Nuresi. Torrisi, dopo la bella giocata di Nuresi, tanto Magnocavallo gli dice gioca, ma in lunetta Leo Torrisi. Tutto pronto per i due liberi. Vediamo il mancino di Rotaliana, prodotto di Virtus Altogarda. Sbaglia il primo un pelo corto. Abbiamo un po' un problema con i liberi in stagione, le percentuali sono sempre abbastanza basse. Mette il secondo Leo Torrisi, non nella fattispecie Torrisi che tira abbastanza bene. Imposta Pertile, Gobbo, punta Torrisi, arriva fino in fondo, spara, prova il suo... sbaglia 2 volte, poi la tocca fuori, un po' di tonnara. Va bene così, sotto le planche, far confusione, mettere le mani addosso, sbilanciare un po', si creano tiri difficili da realizzare. Nuresi dal Monego, Graziola, serie di finte, prova ad andare dentro, prende la maniglia, riparte Saidu, gliela tocca Graziola, il rientro, si riparte dal lato. Già sta andando via un po' la partita, un po', non mi diverto più. Intanto contesa, Magnocavallo vorrebbe l'infrazione di passi. Sì, era più spumeggiante prima, c'era più voglia, c'è un po' di arrendevolezza. Padova sembra assolutamente in controllo. Sarebbe auspicabile che
ragazzi di Rotaliana impensierissero un po' di più la difesa veneta. Intanto fuori dal Monego, fuori Nuresi, dentro Siller e Cela. Aumenta un po' i chili Magnocavallo. Pertile intanto, per Pertile, canestro. Se andiamo indietro troveremo un legame di parentela, ma non li conosciamo i due ragazzi. Intanto Cela, che non riesce a trovare il canestro in questa occasione, prova a spararla Davide Graziola. Anche qua il ferro dice no, parte Pertile Giovanni, per Pertile Enrico. Dai, ma come fai a non fischiare passi? 66-42. Siller, Graziola, gliela toccano, se ne accorge l'arbitro. Tanto cambi per Petrarca, esce Gobbo, entra il numero 8 Corvetti, credo sia il suo esordio in partita. Siller, Cela, Leo Torrisi in qualche maniera prova a spararla. Pertile per Pertile ancora sta diventando un'ossessione. 42-66. Riparte Cela per Siller che si sta riscoprendo play da centro che era. Carli riesce a controllare in qualche maniera il pallone, poi Cela prova ad andare dentro. Subisce fallo sul palleggio. È il secondo. Si riparte dal lato. Siller, Pilati, Cela, Siller va dentro, ne mette due. Bella penetrazione di Siller. Pertile intanto semina il panico, ma fino a un certo punto poi lo fermano. Rimessa da fondo per Padova. Sì, sì, sì. Allora siamo tornati. Già è successo qualcosa? La spara Graziola, non prende il ferro, Pertile si impossessa del pallone, arriva fino in fondo, la voleva dare al Pertile, poi Carli la salva, Siller in qualche maniera passa al centrocampo, a questo punto vai dentro Siller. Carli la spara, non ha buon sorte, rimposta Padova con Pertile che prova ad andare dentro, si fa largo, corto il tiro, Carli, Cela, Carli e canestro di Pilati. Bravo. Sì, i primi punti credo poi andremo a controllare, ma Siller sanzionato il fallo, dice ha alzato il gomito. Intanto escono Giulio Siller, buona prova per lui, Davide Graziola aveva trovato bene il canestro nel primo quarto, poi si è un po' perso.
Intanto trova punti anche Gabaldo. Cela, Carli, tanto è entrato anche Adriano Anfora. Carli, Pilati, Cela, un po' di difficoltà nel controllo ma riesce a controllarla, poi supera il suo avversario. Anfora, sfortunato Adriano Anfora, poteva festeggiare anche lui un canestrino sul finale, non sarebbe stato male. Infrazione di passi per Gabaldo che guarda il suo coach come fosse lui che decide. Ma infatti lo cambia. Pilati, Cela, Dal Monego, viene stoppato da Gabaldo, ma trova di nuovo la palla e 2 punticini per Dalton Dal Monego. Dal Monego, Carli non trova il canestro Carli, ma Dal Monego è spiritato in questo finale di quarto. Dai, prendine un'altra Dalton. Data dentro a Saidu che prova a restituirla. Intercetto. Esce Carli, entra Pelentaler. Stanno giocando i ragazzi di Padova. Corbetti, c'è la fa sua, parte veloce. No, non entra per Andrea Cela, neanche. Poi un fallo, un po' di frustrazione per lui. Niente di grave. Ha più dato un pestone per terra più che fare un fallo, però. Sono state ravvisate le intenzioni bellicose. Unerati si presenta in lunetta e mette il primo. Mette anche il secondo Unerati. Dal Monego parte veloce. Anfora per Entaler. Pilati di nuovo Dal Monego che in qualche maniera controlla, poi fa fallo. Fa fallo su Tommasi. Non capisco. No, non ho visto cosa ha fatto Goncalves. Ah, ma così scherzosamente. Sì, solo che si sta per rompere. Non dirlo, già, non dirlo. È saldamente al suo posto. Sbaglia il primo. Ne ha tirati tanti liberi. Tommasi. 1-2 questo giro di giostra Dal Monego. Per Entaler. Anfora. Per Cela. Si gira bene, non trova lo scarico, lo dà a Anfora che va dentro bene. 2 punti per Adriano Anfora, bella giocata la sua, con pazienza si è liberato sotto canestro. Intanto Dal Monego la tira forte negli stinchi, conquista un fallo laterale. Siamo a 1 minuto e 06 dalla fine di questa partita, 52-70, è finita un po' così già. Sì, però stiamo limitando il passivo. No, non sto parlando di un po'. Il quarto è andato via un po' senza volerci provare, mi è sembrato.
Certo. Intanto qualche scintilla fra Goncalves che adesso va. Se la stanno raccontando, forse. Cela la prende. Un canestro è quello che può mettere d'accordo tutti. Tanto buon pressing, lo bucano però. Palo per Enthaler. Per Enthaler ha pensato di fare un dietro-schiena che non aveva senso. Doveva andare su dritto. 38 secondi, 54-70. Non è che abbiamo ancora da dire tante cose, ma tanto non sono d'accordissimo su questa chiamata. Secondo me l'aveva toccata per ultimo il ragazzo di Padova sul disturbo di Anfora. Esce Cela, torna Siller. Un po' nervoso Andrea. Carli si mette in una posizione un po' rischiosa. Rischiano di calpestarlo. Per Enthaler imposta lui, mancano 30 secondi. Giulietto Stiller vuole arrangiarsi. Alla fine lo stoppano. Stiller si lamenta, dice va bene tutto, però se me ne fischi uno io sono contento. Anfora, Stiller, la manovra lui, la cede dal Monaco che prova a accelerare un po', va dentro, ne mette due. Dalton, si è svegliato il Dalton in questo quarto, questo finale di quarto. Stoppata. Tanto Pilati lotta. E no, penso che la rimessa è bianca. No, ha segnato, avevo capito bianca, non. La prende Stiller, prova a spararla Giulietto, voleva pescare il jolly dal mazzo, finisce così. (56-70). Beh, qualche punto l'abbiamo recuperato anche. 56-70, un po' pochi punti realizzati, sotto media. La vince Padova, come l'è andata. Bravi ragazzi. Beh, direi partita piacevole, ben arbitrata. Sì, ma l'importante è tenerla nei binari. E direi che sono stati più che all'altezza, molto bravi i due arbitri. Io direi che da mezzo lombardo è tutto. Adesso la prossima partita in casa di Rotaliana sarà l'ultima di campionato, sempre contro Padova, ma dall'altra sponda, contro la Virtus. Quindi finisce per adesso le partite in casa, ci sono 7, penso 6, 7. 6 trasferte consecutive e poi chiudiamo in bellezza questo campionato a mezzo lombardo. Quindi per ora da Filippo Carli è tutto. Grazie a tutti.